Green Pass tutto, che tra l'altro l'ho avuto una settimana fa per fortuna perché ho avuto problemi a trovare posto per le vaccinazioni, però adesso per fortuna ce l'ho e sono contenta, se no senza il Green Pass non avrei potuto fare l'esame. Sono in regola con tutto, ho fatto il vaccino, proprio la prima dose apposta per fare l'esame. Green Pass alla mano, documento d'identità, mascherina FFP2 obbligatoria. Per questa nuova modalità di accesso al test di ingresso per la facoltà di medicina veterinaria che si è svolto alla Fiera di Padova. Sono stati 800 i candidati preiscritti, un centinaio in meno quelli che fisicamente si sono presentati per contendersi gli 80 posti dell'Università di Padova che sono arrivati da tutta la regione e non solo. E allora tutti in fila, norme anti-Covid stringenti per assicurare lo svolgimento delle prove in sicurezza per l'accesso e le fasi successive, onde evitare assembramenti. Prima dell'ingresso i candidati ricevono un sacchetto per inserire il proprio materiale, da poi consegnare al guardaroba e al tempo stesso c'è la verifica del Green Pass, il documento di identità. Una volta entrati sono stati fatti entrare, scaglionati anche proprio per evitare assembramenti, c'è la procedura di verifica dell'iscrizione al test e vengono accompagnati direttamente nel posto a loro dedicato. Una prova di ammissione che consiste in 60 quesiti con 5 opzioni di risposta da svolgere in 100 minuti e che come ogni anno suscita la preoccupazione per l'incognita e per la vastità degli argomenti che spaziano dalla cultura generale alla biologia, alla chimica, alla fisica e alla matematica. Cosa spaventa di più di questa prova? Allora, di sicuro il tempo, perché è molto tirato, hai poco tempo, se le domande le sai vai, se non le sai devi perderci più di 2 minuti, è molto dura come cosa. E poi se gli argomenti non li sai, anche quello, poi un po' va di fortuna, diciamo. Venerdì toccherà ai futuri medici e agli odontoiatri, che a Padova saranno quasi 3.000 candidati.